Il maxi emendamento della Giunta Zaia non è una razionalizzazione della spesa regionale, ma è una vera e propria demolizione dei servizi essenziali alla persona. Vengono tagliati drasticamente tutte le risorse dedicate ai disabili, ai centri antiviolenza, alle risorse per le persone e i lavoratori esposti a materie cancerogene. Abbiamo conquistato in Veneto servizi importanti, servizi di civiltà, e non permetteremo che Zaia li demolisca. Nessuno deve rimanere indietro, per quello noi chiediamo che venga salvato tutto il comparto del sociale, nessuno escluso. I tagli, se vogliono farli, ce n'è uno solo che io conosco, che si taglino i vitalizi e che si taglino gli stipendi, che vadano a recuperare i soldi lì per darli ai servizi e alle persone. Siamo qui fuori dal Consiglio regionale del Veneto, siamo al centro antiviolenza di Padova insieme alle delegazioni di molte altre associazioni che oggi stanno protestando per dire no ai tagli al sociale. Stiamo attendendo in queste ore un esito positivo da parte della Giunta, ci appelliamo al buon senso e alla sensibilità di tutti i consiglieri e assessori affinché ritirino questo emendamento killer che prevede il taglio di 8 milioni di euro al sociale. In particolare verrebbero azzerati i fondi dedicati ai centri antiviolenza del Veneto. 400.000 euro, che significherebbe un taglio dei servizi drastico, in particolare quella rete di protezione per le donne che è fondamentale nei casi di violenza, e donne e figli minori che sono tantissime in tutto il Veneto. E ci appelliamo quindi ancora alla Regione, in queste ore stiamo aspettando la votazione.